24 ore di esercitazione per mantenere alta l'attenzione alla sicurezza del territorio. Cavallino Treporti ha ospitato nelle giornate di ieri e oggi un'importante esercitazione provinciale antincendio boschivo nell'area della batteria Amalfi, un'iniziativa che puntava a testare sul campo il coordinamento operativo in un contesto ambientale particolarmente delicato come quello della pineta. È importantissimo fare prevenzione ma anche fare formazione e informazione ed è su questa strategia che noi continueremo. Abbiamo investito e i nostri civici pompieri volontari oggi possono contare su dell'attrezzatura e confidiamo che anche Regione Veneto possa nel corso del tempo darci una mano ulteriormente, perché essere tempestivamente sul posto dove c'è un problema è importante, ma anche avere il personale formato e l'attrezzatura giusta. Le attività hanno previsto simulazioni articolate su più scenari, con i volontari e gli operatori impegnati nella gestione di un incendio di vegetazione, con possibile estensione verso aree boschive e zone sensibili, affrontando operazioni di spegnimento, approvvigionamento idrico e gestione dell'emergenza, anche in condizioni complesse e prolungate. Nella fase serale, l'esercitazione ha previsto invece l'abbattimento di una pianta ad alto rischio di cedimento. Questa esercitazione ha visto impegnati una cinquantina di volontari e una quindicina di mezzi operativi. Noi come civici pompieri volontari del gruppo comunale di protezione civile antincendio boschivo, il gruppo comunale di protezione civile antincendio boschivo di Pellestrina e il gruppo di volontari di protezione civile antincendio boschivo di Eraclea. Inoltre abbiamo coinvolto delle squadre, dei gruppi di protezione civile dell'ambito sandonatese per il supporto logistico. L'Interforce, cercare di condividere con i gruppi di protezione civile del nostro litorale e dell'entroterra è importante e il nostro territorio, che appunto ha tanto verde, è sicuramente una palestra ottima per fare quella formazione che è necessaria. E un grazie ovviamente ai tanti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare la comunità. L'iniziativa rientra in un percorso costante di formazione e aggiornamento necessario per mantenere elevati standard operativi e migliorare la capacità di risposta del territorio. Quest'anno ricorre il 60° anniversario dell'Acqua Alta e ipotizziamo che per fine stagione faremo un'esercitazione di emergenza rischio alluvioni e esondazioni.